oggi a me è stato dato è la lettura magistrale sulla responsabilità medica. Sono tempi in cui non si possono fare relazioni statiche sul tema, nel senso che per tanti anni, io sono 21 anni in Cassazione, invitata ai convegni sulla responsabilità penale del medico, dicevo la giurisprudenza, il concetto di imperizia, l'impudenza, negligenza, e a quel punto recitavo tutta la giurisprudenza. Non dico che oggi non lo voglio fare, però voglio dare alla relazione un taglio più dinamico, nel senso che vorrei indicarvi i passaggi della giurisprudenza passata e recente e i passaggi normativi che possono indirizzare il legislatore e quindi anche noi che possiamo indirizzare il legislatore verso una soluzione equa per la responsabilità del sanitario. Perché questo? Perché io dico sempre che il tema della responsabilità sanitaria, penale in particolare del medico, è un tema molto delicato che va affrontato con attenzione, con equilibrio, valorizzando naturalmente a tutela del cittadino i casi di responsabilità grave del medico che ci sono. Il mio osservatorio della Cassazione mi consente di dire che ci sono dei casi di responsabilità grave del sanitario, ma nello stesso tempo evitando quello che io chiamo il terrorismo giudiziario. È inutile pensare che appunto che c'è un decesso in un ospedale, allora si scrivono 50 persone che più o meno hanno avuto a che fare con quel paziente che è morto, perché la morte o la lesione di un paziente non vuol dire la responsabilità dei medici e degli infermieri, che sia questo ben chiaro. Allora, per